Oggi si celebra Santa Adriana. Il nome Adriana viene dal latino e significa abitante di Adria, comune del Veneto, da cui prende il suo nome anche il mare Adriatico. Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente. Il World Patient Safety Day è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per esortare tutti i paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita. Il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2024 è il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti, con lo slogan "Fai la cosa giusta e rendila sicura". Era passato da poco mezzogiorno. Un potente botto rimbomba su Kabul, scatenando l'inferno. Una pattuglia italiana su 2 veicoli sta transitando in una delle strade principali della capitale afghana. Un'auto con a bordo circa 150 kg di esplosivo affianca il convoglio e lo fa esplodere. Nell'attentato, a pochi passi dall'aeroporto, hanno perso la vita 6 paracadutisti della Folgore. Altri 4 militari sono rimasti feriti. Buongiorno ai 12, oggi la luna arriva in Leone, ancora un po' distante da Venere che comunque insegue romanticamente. I sentimenti per lo zodiaco si fanno un po' più passionali. Ariete, per voi la luna oggi tende a mettere in accordo il passato. Oggi una retrospettiva sui vostri sentimenti e sulle vostre emozioni sarà l'obbligo nei confronti di voi stessi durante la giornata. Rispettatelo e rispettatevi. Toro, la luna oggi entra in quadratura, per cui un leggero nervosismo potrebbe pervadervi, ma è più un'ansia da prestazione, proprio perché avete preso delle decisioni che stanno mutando un po' tutto, e tutto il reticolato zodiacale contribuisce a creare delle nuove dinamiche, quindi siate fiduciosi, invece che guardare i contro, guardate i pro. Gemelli, per voi un poderoso Urano oggi stabilisce degli aspetti un po' con tutta la ruota zodiacale, non vi mancherà tecnica, modalità diplomatica, energia e soprattutto voglia di fare. La luna in Leone in serata vi predispone anche a degli incontri inaspettati ma gradevolissimi a livello affettivo. Cancro, la luna rimane nelle prime ore della mattinata nel vostro segno zodiacale, abbracciando Giove e staccandosi romanticamente piano piano da lui. Data un po' di nostalgia, proprio perché Marte oggi quadra pesantemente con i vostri gradi zodiacali, per cui dovrete essere un pochino più mobili e duttili e capaci anche di accettare tutta una serie di discordanze di vedute tra voi e il partner. Leone, la luna oggi arriva nei vostri gradi regalandovi tanta energia e dandovi soprattutto una prospettiva interiore importante e forte. Guardate sì ai sentimenti, ma il sentimento più importante della vostra vita è da rivolgere a voi stessi. Vergine, una luna che oggi entra in 12ª casa e che vi rende un po' più emotivi, mentre le opposizioni di Sole e Mercurio sono mitigate dai buoni aspetti e interventi di Plutone e Urano. Oggi, seppure di fronte a delle difficoltà, troverete la migliore delle soluzioni. Bilancia, Marte oggi tuona dai vostri gradi zodiacali, anche se in zona Cesarini, quadrando a Giove, alla Luna e a Plutone. È un Marte che pretende, è un Marte che vuole arrivare ad un obiettivo e lo otterrete perentoriamente. Scorpione, per voi la luna oggi inizia una quadratura, ma vi lascia con un sapore dolce e che le stelle vi consigliano di coltivare, proprio perché tra poco anche Venere sarà dalla vostra parte e un amore sta per maturare al punto da farvi felici. Sagittario, la luna oggi vi allieterà.
e vi darà una seconda parte della giornata decisamente molto dinamica, fluida e interessante. Oggi l'intesa con il partner sarà assolutamente garantita. Venere comincia a fare pace con i vostri gradi zodiacali. Capricorno, il vostro segno zodiacale oggi dismette l'opposizione della Luna. Marte pungola soprattutto i nati della terza decade. Probabilmente alcuni di voi dovranno mettere nero su bianco degli accordi che sarà importantissimo per essere rispettati. Troverete comunque la quadra anche in una situazione difficile. In serata l'amore vi gratificherà. Acquario, inizia l'opposizione della Luna e qualche emozione forse vi disturba, ma il cielo è talmente variegato e pieno di aspetti che saprete assolutamente come gestire tutta una serie di situazioni anche un po' spinose e soprattutto come mettere a bada qualcuno di poco conciliante. Pesci, per voi la Luna dismette il trigono, ma vi lascia con una certa crisi critica assieme a Sole e a Mercurio, con un Saturno imperioso nei vostri gradi che adesso pretende determinate condizioni e da cui non vi muoverete e sarete saggi a non farlo. Dopo 10 anni e 10 miliardi di dollari per il suo completamento, il 17 settembre 1976 la NASA presenta in California lo Space Shuttle Enterprise, una vera e propria rivoluzione che cambiò il modo di viaggiare nello spazio. Tutti sappiamo che gli Stati Uniti d'America sono una repubblica, tuttavia pochi sanno che per un periodo ci fu un uomo che si proclamò imperatore e protettore del Messico, Joshua Abram Norton, poi conosciuto con il nome di Norton I. L'imperatore deve l'inizio della sua carriera ad un giornale che decise di pubblicare l'editto in cui Joshua si dichiarava tale, aiutandolo a far decollare la sua carriera. Con il tempo i cittadini iniziarono a volergli bene e a rispettarlo. Addirittura una volta un poliziotto lo arrestò e la comunità si mobilitò in massa per farlo scarcerare. Chi fosse realmente Norton è un mistero, un soggetto affetto da disturbi mentali o un vero imperatore? Ci salutiamo con la frase del giorno: il miglior afrodisiaco per una donna sono le parole. Grazie per averci seguiti anche oggi, io sono sempre qui anche domani. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.